Salve a tutti da CCTV. Il maltempo sta prendendo un po' tutte le famiglie di Napoli. Napoli è una di quelle città che sta piena del maltempo. Adesso oggi affronteremo questo tema del maltempo a tu per tu. Vediamo il maltempo di Paola. E abbiamo fatto un'intervista proprio quest'oggi con la signora Carolina da Napoli. E passo la mia linea a Giacomino. Sì, buongiorno, sono qui a Napoli a intervistare una delle tante vittime di questo maltempo. Vediamo un po' se troviamo la signora in casa. Dammi bella! Un'altra punnezza, quella da dopo! Antonella! E buona stipanna! Ma la sorella face stava io! Buongiorno, lei è la signora? Ah, fammi giurare, so che sono là. Mannaggia, mi sei... Ok, lei è la signora? Io sono Carolina, voi chi siete? Io sono il signor Giacomo. Ciao Giacomo, siete mi detto che Sì, le volevo dire alcune domande se lei è disponibile a fare questa intervista. Go! Sì, conosce che cos'è l'intervista? Che ne ha visto? E lei adesso parla, dopo noi le diamo qualcosa di soldi. Ah, va bene, ok, ho capito. Che danni ne ha causato il maltempo? Niente, praticamente sono che vanno sporco tutto, è una settimana, ma non è possibile! Niente di bene, indacchi lucessi non si può trasire, da la bagnarola tanto che ne vanno tutto sporco, cazzettino, mutanda, reggi seri, reggi doppi reggi, che sfazzimo! Sì, ma le volevo dire, per il pubblico a casa, bagnarola cosa è? A bagnarola è che la cosa romittiva, io quando tutto sporco, tu quando è, e poi torna lavare, ma ne posso anche spannere, a parte che studio, posso fare pure in muletta. Ah, ho capito. E la poi? Sì, la seconda domanda che le voglio fare per tutti gli amici nostri a casa. Le volevo dire, ha trovato una soluzione a questo maltempo? Ma quella soluzione mi mette in coppa standina. A volte si cazzo con capello, a volte con coppa tempo si fa. E però niente, non posso asciuttare proprio stivali, non so se posso fare. Ha sentito la notizia di quella signora che è stata investita dall'albero? La signora ha tutto l'albero. Guarda essa, mi ha messo il comune, non dico niente. Allora, sì, l'ultima domanda. Volevo dirle, con questo che voi state affermando, no? A questo punto la domanda è retorica, come già avete detto 2 volte. Allora i vestiti non li state cambiando addosso? Faccio mi sono spiegato, ne posso lavare e ne posso spannere, va. Non avete capito. Rindiamo tanto, teniamo la muffa e sotto la scena teniamo le brucie, si mezza la veste, correva la magna. Ah, mo faccio no. Sì, no! E vacca, vieni! E casi, questo che è figlio, ma no, si vanno che danno buono, e che vai alla semana, e ne posso asciuttare, non si può cagnare. Si sentite, dico, fede in merda, a sinistra, sto fede in merda, è una cosa tanto, una sciuffa tanto in auto, ad avere quanto è grosso, tanto, dai, si può cagnare tanto, ma voglio fate sempre. Avete capito? Ho capito. Perché un secondo impazzo tengo. Posso interrogare un secondo? Sì, e lei cosa ne pensa di questa cosa? Forse mi può dire... Non so, ci sono sta puzza in mezzo, ma non so c'è roba. Ah, ho capito. Io Anche io mi sto impregnando di merda, questo posso dire proprio qua. E voglio dire solo che ringrazio la signora... sono Carolina. E il signor... Ciruzzo. il signorino Ciruzzo. Ok, siamo qui con il maltempo, la rasca di Carolina e chiudiamo il servizio a voi in studio.